ordinanza anti-assembramenti, l'annuncio di Zaia sarà omogenea con le regioni gialle confinanti, Friuli, Venezia Giulia ed Emilia Romagna, ed entrerà in vigore venerdì. Nel frattempo ho sottoscritto un nuovo protocollo per l'assistenza a casa dei malati Covid meno gravi, saturimetri e bombole d'ossigeno portati a domicilio. Potrebbe partire già dalla prossima settimana l'app Zero Covid Veneto per il tracciamento dei contagi via libera. Dalla Commissione Sanità l'attesa, l'approvazione in Consiglio regionale venerdì. Durante la prima emergenza fu riadattato a tempo di record, ma non ci fu bisogno di utilizzarlo. Ora invece l'ex ospedale di Valdobbiadene è pronto a riaprire per i pazienti Covid in via di guarigione. Violenta rissa tra una ventina di giovani in campo Santa Margherita a Venezia, pugni, schiaffi e bottigliate in faccia, ripresi dai residenti, indagini della polizia. Paura a Padova per attacchi incendiari nella notte a 3 bar, caccia al piromane, amarezza e rabbia dei titolari già segnati dalle chiusure. Primario in pensione torna operativo per guidare il nuovo punto tamponi all'ospedale di Vittorio Veneto. Oggi il primo giorno di attività, c'è bisogno di tutti, dice il dottor Giuseppe Rizzotto. Buonasera, ben ritrovati in onda con il telegiornale regionale del Veneto. I nuovi dati dei contagi parlano di una nuova impennata di positività in Veneto. Allora sono 1782 i contagiati nella mattina nella regione, a cui vanno ad aggiungersi altri 1078 delle ultime 12 ore. Dunque nelle 24 ore in Veneto si sono ammalate in 2760 persone, 21 invece i decessi nelle ultime 12 ore. E salgono invece nelle ultime 24 ore in tutto il Veneto i decessi, purtroppo a 49. Sono numeri impressionanti. Oggi sono stati commentati dal presidente Luca Zaia, che ha già annunciato una nuova ordinanza anti-assembramenti. Entrerà in vigore da venerdì e sul fronte delle cure dei pazienti Covid ci sono anche delle novità per i malati che sono meno gravi. Sentite. Basta assembramenti nei centri delle città al mare. In collina, dopo quanto accaduto lo scorso fine settimana, il presidente del Veneto è al lavoro per una nuova ordinanza che imponga ulteriori restrizioni. La firma è imminente. Verosimilmente io spero, sottolineo spero, di riuscire a portarvela domani. Se non sarà domani è giovedì, ma non oltre giovedì. E entra in vigore da venerdì. Un'ordinanza che Zaia vuole concordare con i sindaci del Veneto, ma anche con le regioni confinanti in fascia gialla. Per redigere delle ordinanze che siano sostanzialmente in linea tra di loro rispetto a una serie di misure restrittive che non sono coercitive, sono semplicemente misure che vogliono fare in modo che questo lavoro fatto, che ancora oggi in questo momento ci permette di essere in zona gialla, sia un lavoro che possa essere d'aiuto ai nostri operatori della sanità. Coordinamento tra le regioni in fascia gialla, anche se Zaia non esclude la possibilità che a fronte di un peggioramento della situazione tutte le regioni possano finire a breve in fascia rossa. Non ho sentore di questo, ma non lo trovo neanche improbabile, perché è ovvio che se galoppiamo con questi numeri e si manda in crisi il sistema deve trovare qualcuno che reagisce. L'altra novità di oggi riguarda le cure domiciliari con un protocollo innovativo per l'assistenza a casa dei malati Covid meno gravi. Ci abbiamo messo una novità, c'è la consegna dei saturimetri e l'ossigenoterapia a domicilio. Il paziente potrà quindi da casa monitorare l'ossigenazione del sangue comunicandola ai medici. Ti lasciamo il saturimetro, c'è un protocollo, dirai al tuo medico, col portale di biosorveglianza ovviamente, ce lo scrivi, il livello di saturazione del tuo sangue, e quindi riusciamo a seguirti, accompagnarti, e tu non hai anche quella pressione psicologica. Questa è una grande novità. L'azienda Zero ne sta comprando penso ormai 100.000 di questi saturimetri, perché ci siamo messi di buona lena, ne stiamo già consegnando tramite i medici di base, dove le ULSS ne hanno in casa li consegniamo, e questi saranno degli elementi che ci permetteranno anche di fare una sorta di telemedicina. Una situazione, quella veneta, sulla quale oggi anche il Presidente della Repubblica Mattarella ha chiesto informazioni. Mi ha chiamato il Capo dello Stato questa mattina per chiedere informazioni su come sta andando, se ci sono problematiche. Ho spiegato che la vera preoccupazione sono, diciamo, i comportamenti di pochi che rischiano di inficiare il lavoro di molti,
E lo slogan potrebbe essere, lo dico a voi, uno spritz in meno per evitare il lockdown. Allora, avete sentito allo studio misure più restrittive che saranno condivise con le regioni confinanti, Friuli, Venezia Giulia ed Emilia Romagna. Tra le ipotesi si pare possa andare verso una limitazione dello spostamento tra comune e comune. A questo tema è dedicato proprio il sondaggio che vi proponiamo questa sera a Ring a partire dalle 21:15. La domanda è proprio questa: stop ai movimenti tra i comuni, lo ritenete giusto? Se ritenete che sia giusto dovete comporre lo 0422 16 26 691, se invece ritenete che non sia giusto 0422 16 26 690. Questa è la domanda a cui appunto daremo risposta con l'esito del sondaggio questa sera. La chiamata, lo ricordiamo, è gratuita. E parte anche la riorganizzazione delle prestazioni ospedaliere. È di oggi la notizia che verrà riaperto l'ospedale Guicciardini di Vittorio Veneto. Nella giornata in cui scatta la riorganizzazione degli ospedali, con la sospensione dell'attività ordinaria e il mantenimento delle urgenze, sia il presidente della regione Zaia che l'assessore alla sanità Lanzarin confermano l'imminente riapertura dell'ex ospedale di Valdobbiadene, che permetterebbe di allentare la pressione sulle altre strutture. Ci sono 60 posti letto già pronti e quindi attrezzati, con letti, con ossigeno, c'è riscaldamento, quindi adesso stiamo reclutando, in accordo anche con qualche cooperativa, stiamo reclutando il personale, per cui noi vorremmo renderlo attivo nel giro di una settimana, 10 giorni, se fosse possibile. Nell'edificio riadattato in tempo record in primavera dagli alpini troveranno posto diverse tipologie di pazienti. Persone che oggi sono positive, pochi sintomatiche, quindi che non hanno più i sintomi importanti. Persone che sono positive e che non riescono, asintomatiche, e che non riescono a trovare ancora lo spazio a casa, oppure persone che vivono da sole, che quindi la rete familiare non c'è e quindi hanno bisogno di essere, come dire, svezzati, rimessi nel ciclo della vita. Già oggi avremo 25 persone da allocare che hanno queste caratteristiche. Quanto alle novità di queste ore negli ospedali, il direttore generale dell'ULSS 2 ribadisce che nessuna prestazione urgente verrà negata. Significa ridurre certe prestazioni, ma negli ospedali andremo a garantire, perché è importante, tutte le visite oncologiche, tutte le visite del materno infantile, tutte le visite urgenti e tutte le visite B. Per quanto riguarda gli interventi chirurgici, allora noi andremo a fare tutte le urgenze, più andremo a fare tutti i pazienti oncologici gravi che hanno bisogno di essere operati, più ovviamente i parti, i cesarei, cioè tutto il materno infantile, compresi anche gli interventi di bambini piccoli, e soprattutto rispetto a prima vengono ancora garantite le visite specialistiche nelle sedi distrettuali. Davanti agli ospedali infine tornano le tende provvisorie per il triage. Finché non arrivano i container che dopo verranno posti fuori dei pronti soccorsi per il triage e la radiografia e l'attack, come a Treviso, metteremo una tenda all'ingresso di Treviso, quindi l'ospedale Cafoncello, una all'ingresso dell'ospedale di Vittorio Veneto, una all'ingresso dell'ospedale di Conegliano. Per quanto riguarda Montebelluna c'è già la tenda. Intanto l'assessore regionale Lanzarin ha confermato che in Consiglio regionale sarà approvato il provvedimento per la nuova applicazione di tracciamento. Venerdì approda in Consiglio regionale il provvedimento sull'app Zero Covid Veneto. L'annuncio del presidente Zaia e dell'assessore Lanzarin durante il punto stampa nella sede della Protezione Civile a Marghera. Con questo passaggio passato in prima commissione, venerdì in Consiglio regionale noi andremo ad essere operativi anche con l'app di biosorveglianza sanitaria, ne abbiamo parlato a lungo, e quindi poi potrà entrare in utilizzo, e siccome rientra anche in quelle che sono le cure domiciliari e quindi i protocolli che stiamo portando avanti, quindi è parallela a questa. Una volta approvato, i cittadini potranno scaricare volontariamente l'app per essere seguiti da remoto. L'app consentirà il biomonitoraggio dei pazienti Covid in isolamento domiciliare. Lanzarin ha poi annunciato un'altra importante delibera che riguarda le case di riposo. Dà un contributo straordinario a fondo perduto a tutte le case di riposo. Abbiamo stanziato 12 milioni e 8, quindi insomma cifra importante,
che viene suddivisa tra tutte le case di riposo in base al numero dei posti letto accreditati e convenzionati, facendo riferimento, dando appunto anche un valore diverso e maggiore a quelle strutture che hanno avuto dei costi maggiori perché sono state più colpite dalla pandemia. Un bonus integrativo economico previsto per i docenti universitari e i ricercatori dell'azienda ospedaliera di Padova e dell'azienda ospedaliera universitaria di Verona, ma non solo, bonus economico anche alle scuole di specializzazione medica di Padova e Verona, impegnati in corsia nei laboratori e negli ambulatori del Veneto in questi mesi. E quanto prevede la proposta di legge presentata dal Presidente del Consiglio regionale del Veneto Roberto Ciambetti e sottoscritta da Lega Nord, Lista Zaia, Fratelli d'Italia e Forza Italia, approvata oggi dalle due commissioni Sanità e Sociale, Affari Istituzionali e Bilancio di Palazzo Ferrofini. Il provvedimento, per diventare operativo, necessita ora del via libera definitivo dell'Aula consigliare che il Presidente Ciambetti è intenzionato a convocare d'urgenza venerdì 13 novembre. Ed ora andiamo invece a Padova. La città questa mattina si è svegliata con le immagini di 3 locali i cui plati attici sono andati a fuoco. Sentiamo. Il bar centrale di via Zabarella di fianco a Coin, il bar dei Josei di piazza della Frutta e il Paprika Caffè di corso Garibaldi. 3 bar danneggiati da uno o più piromani che prima dell'alba hanno preso di mira tavolini, ombrelloni e sedie dei 3 esercizi, appiccando le fiamme. Danni maggiori li ha subiti il centrale. La titolare, Rosa Buono, coniuge di Franco Righetto, storico gestore di bar e tavole calde cittadine, è disperata. Bel danno, grandissimo danno. Da non poter neanche lavorare, che siamo già su un periodo di crisi, di Covid e tutto quanto, mi dica lei con un danno da affrontare in queste condizioni. Non so neanche più cosa dire perché sono molto scioccata. Le fiamme hanno fatto saltare la vetrina, guastato la saracinesca, bruciato parte dell'impianto elettrico, annerito quasi tutto il locale, da buttare tavolini, ombrellone e sedie. In piazza della Frutta, agli Josei, il fuoco ha incenerito 3 ombrelloni, danni per circa 2.000 euro. Una delle colonne di Palazzo della Ragione è rimasta annerita. Cenere di cartone e di nylon in piazza Cavour, dove i piromani hanno incendiato un pezzo di recinzione del cantiere che sta restaurando uno dei palazzi che guarda la piazza. Un miracolo che il fuoco non abbia raggiunto il grande gazebo e i tavoli e le sedie del Pepin. Altro bar danneggiato per 1 migliaio di euro è il Paprika Caffè di corso Garibaldi all'angolo con via Cittadella. Il fuoco appiccato dai vandali ha distrutto un ombrellone e rese inservibili una decina di sedie. La titolare spera che sia stata solo una bravata. Mi auguro che non sia questo il motivo, perché se no è veramente una brutta cosa. Ripeto, spero che sia solamente una bravata riuscita male. Escludo si tratti di un atto di protesta nei confronti del lockdown di bar e locali notturni, ha detto il questore di Padova Isabella Fusiello. Le indagini si starebbero concentrando su un unico balordo che dalle telecamere di via Altinate si vede allontanarsi barcollando dal centrale in fiamme. Speriamo anche che le forze dell'ordine riprendano. L'ordine e che ci sia un po' di sicurezza, visto che noi dobbiamo fare il coprifuoco dalle ore 10 fino alle 5 della mattina e loro questo fatto qua è successo alle 5:20 del mattino, perciò non so, ragazzi così devono essere fuori per fare questi danni e noi che siamo persone che lavoriamo e abbiamo le botteghe, no. Solidarietà è arrivata dall'associazione di categoria, dall'APE, che è tornata anche a parlare degli assembramenti. Le colpe, ha detto, non devono ricadere soltanto su di noi. Esprimiamo ovviamente la nostra piena solidarietà agli esercenti e ci auguriamo che non siano episodi collegati al malessere che si sta impadronendo dell'opinione pubblica nei confronti degli esercenti, che vengono spesso e ingiustamente additati come responsabili degli assembramenti. Il momento storico è delicato, la paura legata all'emergenza sanitaria, le tensioni sociali sfociate con le misure inserite negli ultimi DPCM e la rabbia che esplode nei social vedendo le immagini di folle nelle piazze sedute ai tavolini dei bar. C'è preoccupazione tra i gestori dei locali padovani dopo il raid incendiario di lunedì notte, una preoccupazione che si aggiunge ai timori di nuove restrizioni che potrebbero arrivare dopo le foto degli assembramenti che ci sono stati sabato in alcuni bar di Piazza delle Erbe. Purtroppo, ripeto, ci troviamo di fronte a dei comportamenti davvero incivili da parte delle persone
e gli esercenti sono i primi a subire questi cattivi comportamenti, anche perché spesso e volentieri ne va di mezzo direttamente l'attività. È chiaro, e vogliamo sottolineare, che gli esercenti non hanno assolutamente nessun interesse affinché davanti al suo locale vi sia assembramento di persone. Giuste le strigliate ai cittadini da parte del sindaco di Padova Sergio Giordani e del presidente della regione Veneto Luca Zaia, perché facendo così si rischia di passare da zona gialla a zona arancione. Quello che a noi invece non sta bene è additare i pubblici esercizi come unici colpevoli. Quando ci sono i clienti seduti si riesce a gestire tramite il posizionamento dei tavoli e delle sedie. Il problema è quando ci sono le persone in piedi. In quel caso l'esercente, non essendo un pubblico ufficiale, non ha assolutamente nessuna possibilità di spostare, di mettere le mani addosso ai clienti, può solo invitarli a rispettare quelle che sono le regole del distanziamento interpersonale. Restiamo a tema, c'è stata una maxi rissa, questa volta siamo nel Veneziano, a Campo Santa Margherita, uno scontro tra circa 20 ragazzi è successo sabato sera, vediamo le immagini girate da una collega. Un'altra maxi rissa in Campo Santa Margherita a Venezia. È successo sabato sera verso le 19. Le immagini girate dalla giornalista Milva Andriolli mostrano una lite tra due gruppi che in tutto erano circa 20 persone. Ragazzi, ma anche qualche ragazza, tutti tra i 18 e i 25 anni, per la maggior parte studenti. Da una parte i cosiddetti isolani, sai di dove sono io, di Saccafisola, si sente dire a un certo punto. Dall'altra una compagnia di terraferma. Pugni, schiaffi, bottigliate e il motivo del contendere è ancora sconosciuto. Alcuni degli identificati dalla polizia mentre erano sul posto al momento dell'intervento non sono noti alle forze dell'ordine. Nessuno ha riportato ferite gravi né richiesto l'intervento dell'ambulanza per le cure mediche e tutti, come si vede, erano senza la mascherina. Ci fermiamo per la pubblicità. No, mi dicono che lo spazio pubblicitario non c'è, allora andiamo avanti con il notiziario, andiamo a vedere il punto tamponi aperto all'ospedale di Vittorio Veneto e questo grazie alla disponibilità del primario Rizzotto, da un anno in pensione. Voi avete visto che molti medici di base fanno resistenza. I pediatri fanno resistenza, cercano di procrastinare in avanti il momento in cui iniziare. E allora ho detto, visto che ci sono tutti questi problemi, mi offro volontario. Con estrema semplicità Giuseppe Rizzotto, primario emerito del reparto di otorino-laringoiatria di Vittorio Veneto, ha voluto esporre le motivazioni del suo premuroso gesto. In pensione da un anno, Rizzotto continua a lavorare gratuitamente in ospedale a Vittorio Veneto 3 giorni alla settimana e adesso che la ASL 2 ha deciso di spostare la sala operatoria del reparto a Treviso, il professore ha deciso di continuare ad essere utile in questo momento di estrema emergenza per la sanità del Veneto ed aprire un punto tamponi per gli assistiti accanto al pronto soccorso. Mai come ora, prima dell'arrivo di un vaccino, è importante tracciare le persone positive al Covid. E l'isolamento è l'unica arma che noi sostanzialmente abbiamo. Questo servizio parte da oggi. Siete stati veramente tempestivi. Siamo stati tempestivi e in merito va al dottor Rizzotto ma anche a tutto lo staff, perché organizzare in pochissimi giorni un punto tamponi per tutto il distretto è una cosa impegnativa, ma quello che ci rincuora è il fatto che questo è un esempio concreto che l'ospedale e il territorio in un momento così importante di pandemia danno assieme con forza una risposta ai cittadini per quelle che sono le esigenze in questo momento particolare. Qual è il complimento più bello che le hanno fatto? Credo che il complimento più grande me l'ha fatto a Zaia quando mi ha detto che mi ha ringraziato molto per questa roba. Quello è già stata una soddisfazione. Nelle scorse 24 ore sono stati oltre 6.600 i tamponi eseguiti dai sanitari dell'ULSS Eugania. Da oggi arriva anche il supporto di 2 equip dell'esercito.
L'attesa ordinata all'esterno dello stadio Uganeo, la coda dei padovani per il tampone. I numeri raccontano di una crescita esponenziale dei test. Solo qui in via Nereo Rocco, sotto la curva Fattori, si viaggia al ritmo di oltre 1300 tamponi al giorno. In totale, in tutti i punti tamponi dell'USL, nella sola giornata di lunedì sono stati eseguiti 6.682 test tra rapidi e molecolari. Una mole di lavoro che in appena 2 settimane è triplicata. Dalle scorse ore, in supporto al personale dell'USL sono così arrivati i rinforzi dell'esercito. Diciamo che i colleghi dell'esercito vanno ad aggiungersi alla nutritissima schiera di personale che abbiamo messo in campo come azienda. Si parla di decine di persone per ogni, faccia conto solo degli USCA. Abbiamo contrattualizzato 117 giovani colleghi. La prima giornata è stata dedicata all'affiancamento. Da mercoledì i militari saranno operativi. 2 le equipe dell'esercito destinate a Padova, una andrà in supporto allo stadio Uganeo e una nel distretto di Albignasego, i 2 punti in cui il carico di lavoro è notevole. Il lavoro è non stop, 7 giorni su 7. Lo ricordiamo, i punti tamponi oltre quelli dello stadio Uganeo si trovano al distretto di Albignasego e Rubano per la cintura urbana, a Cittadella, Campo San Piero, Villa del Conte per l'Alta Padovana, mentre per la Bassa sono operativi Monselice e Piove di Sacco, che da mercoledì sarà trasferito nella nuova sede dell'auditorium di via Ortazzi. Di notte dalle 20 alle 8 del mattino è operativo invece il punto tamponi all'ospedale di Schiavonia e nel fine settimana all'ospedale dei Colli di Brusegana. Domani alle 21:15 su Antenna 3, Benedizione dal cielo, il documentario sulla straordinaria giornata dello scorso 13 giugno, quando la festa di Sant'Antonio è entrata nelle vostre case grazie alla lunga diretta di Media Nord-Est. Allora non perdete davvero l'appuntamento con il documentario che è stato realizzato, con le tante immagini raccolte in questa giornata davvero emozionante per tutti e che appunto manderemo in onda domani a partire dalle 21:15. Invece questa sera alle 21:15 l'appuntamento è ancora con Ring, Ferdinando Avrino e i suoi ospiti. Ci saranno Diego Bonavina, assessore alla sicurezza di Padova, Fabio Bui, presidente della provincia di Padova, Dania Sartorato, presidente FIPE di Treviso, Marco Bonet del Corriere del Veneto, Gian Antonio Darè, europarlamentare Lega Nord, e poi l'avvocato Maddalena Valli. È tutto per questa edizione del TG del Veneto, grazie per essere stati in nostra compagnia. Le previsioni del tempo, arrivederci. Agenzia Le Cirque. Per vendere o acquistare la tua casa, Agenzia Le Cirque. Professionisti al tuo servizio. Benvenuti al Meteo. Sarà ancora l'anticiclone a comandare l'andamento del tempo sul nostro territorio. Vediamo insieme il dettaglio di mercoledì 11 novembre. Sul Veneto la cosiddetta estate di San Martino verrà rispettata alla lettera. Avremo infatti una giornata decisamente soleggiata, solo con locali nebbie al mattino ma in rapido dissolvimento. Come vuole la tradizione, le temperature autunnali si faranno da parte. Il clima infatti sarà mite con valori minimi tra 3 e 7 gradi, massime invece tra i 13 e i 15 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui avremo una bella giornata di sole con cielo sereno o al massimo velato, non sono attese piogge degne di nota. Temperature minime fino a 8 gradi, massime sui 14-15 gradi. Infine ci spostiamo sul Trentino Alto Adige, dove la situazione sarà simile. Bel tempo, salvo per locali addensamenti, specie sui settori settentrionali della regione, ma senza ulteriori conseguenze. Temperature minime sui 3-4 gradi, massime fino ai 15 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci al prossimo aggiornamento. Agenzia Le Cirque. Per vendere o acquistare la tua casa, Agenzia Le Cirque. Professionisti al tuo servizio.